Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Allora Fioi, dopo le brutte partite del scorso video, 1-1 col Pordenone, poi vittoria in casa 2-1 e poi sconfitta clamorosa 3-0 con la Reggiana, si va in casa contro il Sant'Arcangelo per ritornare insomma sulla retta via. Allora, siamo ancora primi con... insomma, non siamo messi male, 4 punti sul Bassano, però è chiaro che ci dobbiamo dare una bella svegliata. Allora, squalificato Filippo Lora, il buon Lora è andato, Lora è andato. Allora, in questo caso, sì, andiamo di a quadro, dobbiamo rientrare a quadro, e poi, mettiamo Stulak, ho bisogno un po' di Stulak, perché Stulak dà molta, come si dice, a livello difensivo fa sempre il suo, quel porco di Stulak. Ok, questo lo togliamo. I giocatori sono tutti quanti in forma: Cutrone, Al Capone, Piantina, Garofalo, Domizzi, Bianchi, Fofarà. Ok raga, andiamo al Pierluigi Penzo per cercare di ritornare alla vittoria, assolutamente, dopo veramente una delusione incredibile. Come notizie, come era non è successo niente, e quindi siamo subito qua pronti a vedere se il Venezia ritorna alla vittoria dopo una sconfitta, ripeto, un 3-0 con la Reggiana che proprio non mi è piaciuto sinceramente, abbastanza inaccettabile se così si può dire. E niente, io voglio la Serie B, cazzo, è fondamentale per andare subito in B e poi da là vedere, insomma, andare subito il primo anno dalla B alla A non è semplice, però voglio togliermi dai coglioni. Qua però sono un po', voglio la vittoria, sono un po' autoritario qua. Li metto un po' di pressione, però sono motivati Capone e Cutrone. Vai raga, aspetta, mettiamo l'audio. Ok ragazzi, stadio, Pierluigi Penzo. Vai raga. Siamo contro i 19esimi della classe. Vai Al, vai Al. Ah, subito errore di Al Capone. Posocco, siamo contro Posocco ragazzi. Contro Posocco sarà difficile portare a casa i 3 punti. Dai ragazzi, supero, perché se non mi sembra con Sant'Arcangelo possiamo andare a fare in culo. Garofalo, il Garo, di testa, Nardi para. Dai, Fioi, dai. Vai, Bianchi, Bianchi. Per clemenza della corte, vai a quadro, vai acqua. Benissimo, vai Patrick. Patrick gira alla sinistra, molto bene per Al. Questo è il solito gol. Vai, Cutrone, palo esterno, mamma mia. Non siamo neanche fortunati. Dai raga, sveglia per cortesia. Niente, non riusciamo a perforare la porta. Dai. Niente, dai, Fioi, madonna, siamo contro i morti oggi, per cortesia. Vai, Cutrone, vai, Cutro, dalla la piantina, bravissimo, questa è bellissima piantina! Una ciofeca di tiro, mamma mia. Mamma mia, siamo in un brutto momento, raga. Siamo in un momento non facile. Vai Stulak, bravissimo, vai Capone, vai Al, molto bene, vai, vai Clemenza della Corte, vai contro le spacca quella porta, boom, Nardi para. Mamma mia, dai a quadro. Niente, non ci siamo proprio. Dai, un'incornata di qualcuno. Niente, niente. Primo tempo che se ne sta andando così. Molto molto male. Vai piantina, vai piantina. Vai Capone, boom! Al Capone! 1-0 Venezia. Finalmente troviamo il gol, meno male. Proprio alla fine del primo tempo, importante questo gol.
Un gol importante che dà morale. Possiamo fare meglio. La squadra 77, Clemenza è stanco però, Allora, al posto di Clemenza della Corte, che me l'aveva anche detto, mettiamo Pippo Melegoni. Io me lo godo Pippo Melegoni. Allora, Pippo, il buon Pippo Melegoni, che ragazzi è un bel prospetto Melegoni. Vai! Vai Merini. Lana Merini, Fioi. Ragazzi, portiamola a casa anche 1-0 così in questo momento che siamo messi male, che siamo comunque in un momento un po' difficile che durante la stagione può capitare, è importante portare a casa i 3 punti. Vai, vai Patrick, bravissimo per Al. Vai Al, Cutrone, mamma, questa è una grande azione, signori. Il Barcellona del Veneto, il Venezia, 12° gol per Cutrone. Vai Bianchi. Dopo c'è il derby, ragazzi. Adesso dobbiamo fare un po' di turnover. Vai Patrick, chiudiamola per il turnover. Chiudiamola per il turnover, Patrick. Errore non da Cutro, però, Facciamo il turnover, ragazzi. Tanto se non vinciamo da 2-0 così non meritiamo neanche andare in Serie B. Allora, Al Capone fuori ed entra Marsura. Ok. Poi mettiamo... Ecco. Facciamo riposare, però anche Vestulac. 72, no, Garofalo. Cutrone giovane, il Garo. Ciao Garo. Ed entra Popescu. C'è molta differenza tra i titolari e le riserve nei terzini, mamma mia. Vai. E un solo grido si alzerà. Il Venezia deve andare in Serie A. E dai Venezia. 67esimo, possiamo fare anche controllo. Para la squadra. Serrate le fila e basta. Dai ragazzi. Ungaro. Spinato per Valentini. Occhio, Domizzi che sei ammonito, non sta a far fallo. Ma vai a fare in culo, adesso salta il Padova. E siamo in 10, ma vai a cagare. Ma perché? Ma perché? Mi incazzo, non può giocare così di esperienza, perdere il derby sul 2-0, ma dai. Un coglione biblico, signori, un coglione biblico, veramente. Un giocatore così di esperienza, lo perdiamo per il derby. No good, no good, no good. Difensiva, attenzione. No, Fioi, no, adesso. No, prendere adesso è brutto. Mamma mia. E concentratevi, cazzo. Adesso facciamo fatica. Vai, Marsura, bravo. Bravo, vai Cutro, vai Cutro, vai Cutro, vai Cutro. Boom! Mamma, che parata di Nardi, signori. Grandissima parata di Nardi. Vai Piantina. Bello. A quadro. Popescu. Ah, peccato. No, andiamo a casa. Oddio, brutto contro. Come possiamo prendere contropiede che siamo difensivi, ma ci svegliamo? Bravo Stulak. Stulak recupera tanti palloni, però, Stulak si sta guadagnando il posto titolare, No, Lana Merinox, no, la Merini. Mamma mia, grazie portiere. Sì, però non possiamo soffrire così e poi per l'espulsione non mi va giù. Non mi va giù, ragazzi. Occhio. Si soffre adesso. Vai, vai, bravissimo, bravo. Perdi tempo, perfetto. Un minuto alla fine, ormai 3 punti sono... Insomma... Il Bassano comunque vince col Padova proprio. Il Bassano è fastidioso, Vai Cutro. Bravo, vai Piantina, non ce la fa. Peccato. No, andiamo a casa, però, andiamo a casa. Bravo Pippo Melegoni. Vai Piantina. Vai Acqua. Cutrone. Acqua. Piantina. Vabbè, ma ho capito che dobbiamo perdere tempo e cincischiare, ma non così tanto. Bello, bello questo. Bello, bello, bello. Va bene, è finita ormai, dai. Arrivano 3 punticini fondamentali. Anche il Bassano vince, campionato bellissimo.
No, come adesso non voglio commentare qua, però adesso le do un avvertimento. E adesso c'è il Padova. C'è il Padova adesso. Se magari Dom 95, 995 dovrei... Grazie. Avvertimento. Beh sì. Capone impressiona. Loda giocatore. Complimenti per l'ultima partita. Domito c'è richiamo. Quello che sto che Cristian sa fare. C'è adesso il suo intervallo più semplice, il gol all'ultimo. E dobbiamo tenere Capone. Costigna. Ok. Ragazzi, conferenza stampa, c'è Padova e Bassano, ci giochiamo una fetta importante di promozione. Non ho tempo per preparare l'allenatore avversario, cambierà la squadra per una partita tanto grande. Ho fiducia nella mia formazione, non per i coglioni. Cosa conta di più una vittoria contro i rivali del Padova o contro chiunque altro? Sì, voglio battere i rivali. Posso già dirvi i loro titolari. Di grande esperienza, quali sono le insidie? Non penso a niente, sinceramente. È una gran partita, ok. Sentiamo un po' la tensione, onestamente, dobbiamo far bene. Rimane questa, chiaramente Maloma al posto di Domizzi, speriamo bene. Raga, si va a Padova. Non voglio neanche pensare alla sconfitta. Già abbiamo perso in realtà, puttana merda, una partita, vabbè, che lasciamo perdere, beh. Veramente, senza parole. Dai raga, un solo grido, si alzerà il Venezia in Serie A. La la la. Che tensione, però il Padova non voglio perdere. Poi comunque il Padova... beh, se che il Padova è crollato al settimo posto, ma siamo tutti vicini. Il Mantova ha già giocato, eh. Abbiamo 3 punti. Ok, è il giorno del derby. Non voglio dire tifosi, una sconfitta per una per la squadra e una tragedia per i fan. Sì, devono svegliarsi i giocatori. Domizzi non voglio parlare. Sì, Clemenza titolare, capitano. Vai. I giocatori devono capire le responsabilità di queste partite. Con energia, buona fortuna e cominciamo col contropiede che in trasferta ci ha portato molta fortuna tante volte. Vai raga, andiamo. Vai Malomo, ci sarà il gol di Malomo signori. Vai Malomo, dai fioi, derby, scontri sugli spalti intanto. 9 gradi. Vai Al, vai Al. Buonissimo, vai, vai avvocato. L'avvocato, clemenza della corte. Bellissimo per Piantina. E subito il primo, dai. Cutrone di testa. Non puoi sbagliare un gol così. No, questo bastava appoggiarlo. Lo segnava anche Iavi Moreno, Iosemari dei tempi del Milan. Mamma mia. Vai Fofa, vai Piantina. Cutrone, boom. Patrick. Cutrone. 1-0. Dai, massacriamoli, massacriamoli. Rosy Bindi, fiori, Rosy Bindi al rinvio. Dettori, attenzione, Dettori. E Stulak, mamma mia. Stulak me lo sto godendo da morire. È cresciuto tantissimo. Vai Al, vai Al, vai Al. Boom! Mamma mia, missile terrere di Capone fuori di poco. Davide Mazzocco in fuorigioco. Dai ragazzi, vai a quadro, vai Al, vai Al. Capone gioca benissimo, mamma mia. Cutrone. Vai Piantina, 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 Piantina in un momento un po' così, Vai a quadro. L'incornata della vita. Niente. Noi stiamo giocando a una porta sola e questo mi dà insomma sicurezze. Vai a quadro, bisogna vincere. Che cazzo. La squadra c'è, non sono neanche stanchissimi i giocatori, questo è importante. Vai Dettori. Mamma mia. Al primo tiro per poco, grande Fachin, dai. Russo, Russo. Dettori è un giocatore molto fastidioso, Dettori. 8, gol. Ancora Dettori, bravi. Mamma mia Stulak, mamma mia Stulak. Buon primo tempo, Beppe. Non vi rilassate però.
Dai, raga, dai. Scusate, ho il telefono proprio adesso. Sono un manager, sto giocando. Vai, piantina! È tornata la piantina. Dai, Fei, 2-0. Benissimo, benissimo. Dai, Fioi, dai, dai, dai. Mazzocco. Ocio. Ma vaffanculo. Ma guarda che si poteva prendere sto gol. Adesso mi incazzo come una bestia. Concentratevi, cazzo. Non possiamo prendere un gol così e solo fare i cambi anche. Ma andate a capire, ero troppo sicuro, tranquillo. E Clemenza però si stanca veramente presto, eh. Mamma mia. Mettiamo di HT. Fanculo però. E leviamo anche chi è morto. Anche il centrocampo è stanco. Quadro a 7,50 la mettiamo. Pippo Melegoni. Vai di Melegoni. Il centrocampo stanchissimo. Dai Fiori, oddio, so paura, so paura. Vabbè, se prendiamo la 2-0, 2-2 mi incazzo, Ocio. Aria, ora che sappiamo gol. Mamma mia. Vai. DHT, cambio indovinato, 3-1. Incredible. Molto bene, 3-1 adesso per piacere, non voglio più problemi. Vai, vai. Attenzione, fuori gioco, ma vaffanculo, ma dai, ma subito il gol. Proprio deficienti, cazzo, rincoglioniti. Mamma mia, che derby da infarto, ragazzi. Rischiamo ancora, Vai, Capone, richiudiamola per cortesia. Vai, Patrick, ancora. Bellissimo per il da. Ma... Sì! DHT ancora! Adesso prendiamone un altro. Prendiamone un altro. Madonna, DHT. Bravo. 4 pere intanto al Padova. Derby bellissimo. Fantacci, ragazzi, me lo compro Fantacci. Mi ricordo Fantozzi. Ancora. Bravo Malomo. Bravo, ancora Malomo, bravo. Dai, dai, adesso andiamo a casa che dai che devo trovarmi con una veneziana, dai. Vai Piantina. Vai Cutro, vai Patrick. Vai Pippo, bravissimo Pippo, vai Al, vai Al. Cutrone, palo scandalosamente scandaloso di Cutrone. Dai ragazzi, dai, andiamo a casa per cortesia, grazie. Niente, ancora... Ok, Elio Ganeo, 4-2 Venezia. Vittoria pesante questa, vittoria veramente pesante. Un grande risultato? Sì, sì, sì. Allora, qua li dovevamo lodare tutti, tutti devono diventare... Oh, non posso adesso, vabbè. Ok, allora. DHT. Complimenti per l'ultima partita. Notare tutti quanti i miei amici ragazzi, così dopo stanno tutti da me. Ok. Cutrone.
Complimenti per l'ultima partita. Perfetto. E anche Piantina. Ora Piantina, sta salendo bene Piantina, me lo godo Piantina. Me lo godo, me lo godo. Allora, vediamo. Sì, però così ci metto 30 anni. È meglio... Allora, complimenti. Ah, l'ho già fatto, allora ciao. Conferenza stampa, l'appassionato. Abbiamo difeso bene. No, fortuna proprio no. Vabbè. Sì, gli ha giocato bene. Incentivo. Ok. Devo tenere anche Utrone. Sì, solite domande comunque. Uomo in più del Venezia. Cazzo. 40 gol segnati in sole 20 persone. Sono contenti. Bene, 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 bene. Un superbo Cutrone. 9, ragazzi. Buono. Adesso con il Bassano per fare la grande impresa. Vuole un contratto migliore. Oh, come dicevamo. Va bene, dai, neanche lo guardo. Va bene, dai. Ok ragazzi, l'ultima partita della giornata, è tornato Melegoni fuori 12 giorni, Clemenza lo lascia un po' a riposo perché è stanco ragazzi, eh. Qua abbiamo Francesco, abbiamo tanta gente però, vabbè, a parte il portiere chi se ne frega, però con poca condizione, però non mi fido proprio di metterli questi in una partita poi fondamentale contro il Bassano. Niente raga, la squadra è così, però se c'è Stulak a quadro di HT, un centrocampo che forse non ho mai provato ma meritano una conferma dopo le grandi partite che hanno fatto. A mio modestissimo parere, è un po' modesto, ma è pur sempre un parere. Mamma mia, sono andato, scusate ragazzi, chiedo venia, chiedo venia. Le squadre stanno lì, le squadre si riscaldano sempre. Bravi, riscaldatevi stronzi. Il Bassano è terzo, noi abbiamo un bel vantaggio, però è 6 punti, 12 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, differenza reti più 16. Stiamo giocando un buon calcio, poi so col Padova, una grande prestazione. A quadro ha chiesto un adeguamento del contratto, l'abbiamo fatto, 95.000 euro, va bene, insomma. Dai, cerchiamo per prendere il manto, vai a Forlì, vediamo. Sarebbe importante vincere anche questa, fare l'Atric Cumendiano e soprattutto vedere magari un Mantova sconfitto a Forlì. Sarebbe perfetto. Proviamoci raga, proviamoci. Noi possiamo tutto. Vai Fofa, DHT. Il Fofa. Bastianoni fa un intervento plastico. Voglio le 3 vittorie consecutive ragazzi. Comunque Stulak e i DHT hanno fatto 2 prestazioni importanti, quindi devo dargli poi clemenza, purtroppo il problema è che si stanca subito. Adesso se riusciamo a fare una buona partita, ma nel secondo tempo mettiamo Deli, mettiamo un po' di gente, però ho già un'idea su chi tenere e chi no dei prestiti, ragazzi, però aspettiamo comunque. Vai Piantina, vai Piantina. Bravo, va bene, va bene. Scusate ragazzi, proprio nei momenti peggiori. Vai Cutro, vai Cutro, vai Cutro. Ah, peccato. Bianchi recupera bene. Poteva fare tipo il vai con liscio e rimani dire gol. Vai Fofa, mamma anche il Fofa. Buon acquisto il Fofa. Vai Piantina. Cutrone l'incornata! Patrick Cutrone, signori. The legend. The legend. Bravi Fioi, bravi. 12 gradi a Venezia. In questo dicembre comendiano. Vai Al. Vai Al. Dai DH, bravissimo, bravissimo. Ah, peccato. Vai Garofalino, il cross della vita. Niente. Recupera Cavagna. Vai, e un solo grido. Si alzerà Garofalino. La 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 la. E vai Patrick, voglio il 2-0. Mamma Patrick, che no! Mamma mia, cosa ha fatto Cutrone? Mamma che ha fatto Patrick. Mamma cosa ha fatto Patrick, signori. Cutrone show, fioi. Cutrone show. Vai DH, vai Piantina. No, va in culo, ratto mamma.
Proietti, attenzione a Gigi Proietti. Dai, Fio, c'avevo che sta Madonna che azione, bellissima. Mamma che gol. Applauso per il Bassano, gol memorabile di Maestrello. Azione corale bellissima, bravi. Il nostro golletto però lo subiamo, quasi sempre. Vai Piantina. Piantina, Piantina. Ah, peccato. Ma Cutrone, che ha fatto il Cutro? Ok, buon primo tempo. Ho fatto bene, ma possiamo migliorare perché non mi va. Cutrone è stanchino, devo toglierlo. Cutrone è veramente stanco. Magari pulisco anche l'infortunio, non posso permettermelo. Vai. Anche perché c'ho Ivanone, Ivan il terribile, non ha fatto brutte partite, però è discontinuo, cazzo. 8 e 6, Cutrone è show, ragazzi. Ogni tanto, ragazzi, sto giocando a Championship Manager 2000, 2001, il 2001, 2002, che sono quelli, diciamo... 8 no! Parliamo dopo, insomma comunque devo dire che la differenza è clamorosa, anche se quelle non acquistavi nessuno su quei giochi là, era impossibile. 8, gol. No, che errore del portiere, non ci credo. Che doccia fredda da 2-0. Ah, che brutta cosa. Dobbiamo attaccare adesso Clemenza. E mettiamo... Capone è morto. Mettiamo Marsura. Che cazzo. No, guarda, sono scioccato. Vedi, a volte la sicurezza basta un attimo. Peccato, Fioi. Cerchiamo di non perderla, magari. Fioi, fuori gioco. Mamma mia. La squadra è in blackout. Quindi ogni tanto ci perdiamo su ste robe. Dai, ragazzi. Occhio. Non ho parole, tripletta di questo coglione di merda. Pazzesco. È uscito Cutrone. Poi ti prego, dai, Stulak. Ma vai a cagare, va. Questa è partita persa proprio da coglioni. Da coglioni biblici. Bravi. Very compliment, very compliment. Proprio in inglese puro. Ma vaffanculo. Bruttissima sconfitta questa. Pesantissima, pesantissima. La squadra distrutta. Non ho parole. Buttala in mezzo che ma vai a fare in culo, dai. No, guarda, neanche non parlo, guarda, non ho parole. Abbandono. 4 punti dal Bassano, guarda, raga, sotto il comandone veneziano. Male, male, non possiamo perdere da 2-0 così. Vai, per carità, è vero che il Bassano, insomma, 12 gol a sto stronzo, però... Niente, 2 belle partite, la terza bellissima al primo tempo, poi la disfatta. Raga, sotto il comandone veneziano. Ciao!